Oggi è una giornata importante perché con l'impresa abbiamo definito la data di apertura dell'opera. Sarà aperta quest'opera in particolare il giorno 26 di gennaio 26, data magica. Una data magica la definisce il numero uno di ANAS, Claudio Andrea Gemme, al termine del sopralluogo tecnico di venerdì ai cantieri delle varianti del Cadore con ANAS, la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrini, i sindaci di San Vito Franco De Bon e di Pieve di Cadore Cindy Manusci e il vice sindaco di Valle Stefano Sacchetta. Tutte le operazioni sembrano essere in linea, ovviamente ci saranno delle sequenze di apertura, la data che abbiamo annunciato oggi è la data definitiva. In realtà la galleria è già aperta, gli asfalti li stanno facendo. Un traguardo atteso dalle comunità della Valle del Boite, spiega Gemme, rappresentano un passo in avanti concreto nell'accessibilità verso Cortina d'Ampezzo, ma sono opere pensate prima di tutto per migliorare la mobilità quotidiana di chi vive e lavora in quest'area strategica per il nostro Paese. Questo è un evento, ma deve essere contestualizzato in tutta la statale 51 che porterà poi tutti gli atleti alle Olimpiadi del 6 di febbraio. La variante di valle introduce 800 metri di nuovo tracciato, di cui 613 in galleria, superando il nodo urbano regolato da semaforo. Quella di Tai si sviluppa per 1,5 km con 1000 metri di galleria naturale, nuovi svincoli e adeguamenti idraulici. Il programma ha già consentito la realizzazione di oltre 100 interventi, circa la metà dei quali dedicati alla mitigazione del dissesto idrogeologico, consolidamenti, regimentazione delle acque, difese dei versanti e adeguamento delle opere idrauliche. Tra questi rientra la gestione della frana della Croda Marcora, che ha richiesto attività straordinarie per garantire la continuità dei collegamenti e la sicurezza delle comunità locali nel rispetto del territorio e della sostenibilità ambientale. Un piano complessivo di adeguamento della Lemagna che vede ANAS impegnata con un investimento di 350 milioni di euro, uno dei principali programmi infrastrutturali dedicati alla viabilità di montagna.